Ore d'angoscia per la famiglia di Henry Kazim, il 19enne scomparso da oltre un mese. Il timore che il cadavere trovato nelle acque a Mira possa essere il suo. L'esito degli esami la prossima settimana. Dopo i disagi di ieri, ancora problemi all'aeroporto Marco Polo di Tessera per la nebbia a causa del malfunzionamento del radar di terra sistemato nel pomeriggio. Amara sorpresa per una famiglia di Jesolo che sborsa 3.500 euro per un viaggio in Thailandia, salvo poi scoprire che i biglietti non sono validi, denunciata l'agenzia. Era rimasto coinvolto in un incidente a Fossata di Portogruaro, fuggendo senza prestare soccorso all'altra automobilista, identificato e denunciato un ventenne di Tolmezzo. Bravata di una coppietta di adolescenti del Friuli Venezia Giulia in visita alla mostra sulla scienza di Jesolo. Sono stati sorpresi, intenti a farsi selfie con i pantaloni abbassati. Investimento da 470.000 euro per dotare il pronto soccorso dell'ospedale civile di Venezia di 2 nuovi motoscafi per le emergenze, oltre 20.000 quelle VIA nel 2017. Con l'ultima bimba nata ieri salgono a 2.000 i neonati venuti al mondo all'ospedale All'Angelo di Mestre. Buonasera, ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. Dunque il giallo del corpo ripescato dalle acque del canale di Porto Menai nei giorni scorsi a Mira. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori esami per risalire all'identità del cadavere. Si teme possa trattarsi del 19enne rugbista scomparso da oltre un mese. Per la famiglia del ragazzo queste sono ore di profonda angoscia. Si dovrà attendere tra lunedì o al massimo mercoledì della settimana prossima per sapere con certezza se il corpo ripescato nelle acque di Mira nei giorni scorsi sia quello di Henry Kazim, il 19enne del posto promessa del rugby, scomparso da casa da fine novembre scorso. Saranno infatti gli esiti dell'autopsia a stabilire la verità sul cadavere trovato nel canale Novissimo lungo l'argine sinistro di Porto Menai. Forse una distrazione che l'ha fatto scivolare fino a cadere in acqua, forse si tratta del gesto estremo che ha portato alla morte per annegamento. Questa è la certezza dell'autopsia. Altra cosa certa è che al momento sul corpo, sebbene ritrovato in avanzato stato di decomposizione, non ci sono segni tali da far pensare a una violenza subita da parte di qualcuno. Per sapere se si tratta di Henry, come farebbe supporre il risultato antropometrico, si dovrà attendere l'esito delle analisi dei vari vetrini prelevati dal cadavere con la contemporanea comparazione del DNA dei suoi familiari. La relazione definitiva verrà consegnata ai carabinieri della tenenza di Dolo incaricati delle indagini soltanto, come già detto, la prossima settimana. Saranno dunque ancora giorni d'angoscia senza fine prolungata per la sua famiglia, molto conosciuta insieme a lui, molto attivo anche nel campo del volontariato e da tutti definito come uno studente modello. Un bravo ragazzo, no? Tutti quanti dicono che era studioso, che era un bravo ragazzo, insomma anche la famiglia era brava. Dopo i disagi di ieri, ancora problemi questa mattina all'aeroporto Marco Polo di Tessera per la nebbia a causa del malfunzionamento di un radar di terra. C'è il serio rischio che i disagi per nebbia di oggi e di ieri al Marco Polo di Tessera possano essere anche quelli delle prossime ore. Ecco cosa si legge infatti pure oggi sul sito dello scalo aeroportuale veneziano. A causa del malfunzionamento del radar di terra, l'operatività dei voli subirà delle forti ripercussioni. Vi preghiamo, si legge ancora, di monitorare lo status del vostro volo ed eventualmente di contattare la compagnia aerea. Anche questa mattina, infatti, il radar di terra era ancora in riparazione, con il risultato che a causa del malfunzionamento dell'apparecchio e con il miglioramento della visibilità soltanto verso mezzogiorno si è potuto atterrare e decollare quasi con regolarità. Ancora molti, infatti, i ritardi e le sospensioni nei voli che dovevano essere recuperati. Ieri, a causa delle mancate informazioni, centinaia le persone di ritorno dalle vacanze o peggio in attesa di partire per festeggiare altrove l'ultimo dell'anno, bloccate allo scalo veneziano, che hanno dovuto fare i conti con i disagi causati appunto dal malfunzionamento del radar. Le conseguenze? Sempre le solite, con i voli cancellati o dirottati verso Treviso e con molta gente costretta a trovare riparo in qualche albergo e svegliata poi alle 4 del mattino per essere riportata in aeroporto in pullman. Ci hanno fatto alzare alle 10 dicendoci che alle 11 veniva a prenderci un bus, poi ci hanno rimandato alle 12:30, poi di nuovo ci hanno detto che il bus non era disponibile, adesso ci sono voci che l'aeroporto di Venezia chiude, la gente è esausta. Si auspica il radar venga riparato al più presto.
E il radar è tornato dalle 17 di oggi pienamente operativo, lo ha comunicato ENAV, sottolineando che persistono tuttavia i limiti all'attività per l'intensa nebbia che grava sullo scalo. Attualmente, spiega ENAV, anche con il radar funzionante le condizioni imposte dagli standard prevedono un'operatività massima di 12 movimenti all'ora contro i 6-7 movimenti possibili in assenza del radar di terra. Hanno pagato ben 3.500 euro per un viaggio natalizio in Thailandia, ma al momento del check-in, proprio all'aeroporto di Venezia, la Mara scoperta. I codici dei biglietti non sono validi e così tutta la famiglia di Jesolo ha dovuto rinunciare al tanto atteso viaggio. Dopo aver presentato le proprie rimostranze all'agenzia di viaggi dove si erano affidati, si sono pure sentiti respingere al mittente ogni tipo di responsabilità. Da qui la denuncia alla stessa agenzia di viaggi. Selfie osceni alla mostra della scienza, in scena in questi giorni a Jesolo, con due fidanzatini adolescenti sorpresi a farsi le foto con i pantaloni abbassati. Aumenta la sicurezza alla mostra La fabbrica della scienza di Jesolo dopo i selfie esibizionisti scattati da due fidanzatine adolescenti del Friuli Venezia Giulia, incuranti delle famiglie con bimbi nella sezione fotoricordo. I due giovani fidanzati sono stati sorpresi intenti a farsi selfie con i pantaloni abbassati. Lo staff di sala, nel tardo pomeriggio di ieri, è dovuto intervenire per calmare un'accesa discussione con urla e insulti, mentre un padre di famiglia di Mestre, in visita con moglie e figli piccoli, aveva sorpreso i due fidanzati adolescenti a farsi i selfie con i pantaloni abbassati e stava ammonendo i loro genitori che li difendevano invece minimizzando la bravata. A quel punto però, incalzati dal genitore di Mestre che li accusava descrivendo con dovizia di dettagli cosa avevano fatto, i due hanno accettato di consegnare i cellulari con i selfie osceni alla visione dello staff della mostra. Torniamo alla cronaca. Un ventenne di Tolmezzo è stato denunciato per omissione di soccorso stradale, segnalato in prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Un ventenne invece è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. È l'esito delle indagini condotte dal distretto di polizia locale Veneto Est dopo un incidente stradale accaduto lo scorso 16 dicembre lungo la statale 14 a Fossalta di Portogruaro. In quell'occasione l'auto condotta dal ventenne era rimasta coinvolta in un incidente con una trentenne di Latisana. Dopo lo scontro il giovane si era dato alla fuga senza prestare soccorso. Grazie ad un testimone, incrociando poi le immagini di videosorveglianza della zona, gli agenti hanno individuato il ventenne. Durante la perquisizione della sua abitazione sono stati sequestrati il telefonino e altri dispositivi elettronici dai quali emergevano chiari elementi di colpevolezza. Si è poi riusciti a risalire al nominativo di una seconda persona. Le successive attività di indagine hanno consentito di rinvenire il veicolo del ventenne in un'officina della zona, mentre con l'ausilio di un cane antidroga si è perquisita l'abitazione dell'altro ragazzo, il 29enne, rinvenendo qui marijuana, hashish ed eroina, ma anche strumenti utilizzati per la preparazione delle sostanze stupefacenti. Torniamo in centro storico a Venezia, dove sono state presentate le due nuove idroambulanze in servizio al pronto soccorso dell'ospedale. Investimento da 470.000 euro per le due nuove idroambulanze per il pronto soccorso del Civile di Venezia. L'acquisto dei due motoscafi è avvenuto sulla base di un programma nazionale che ha visto la partnership della Regione del Veneto. L'investimento sull'innovazione, le tecnologie, insomma, è un investimento continuo. 70 milioni l'anno vengono destinati quindi alle nuove tecnologie, all'impiantistica e tutto il resto, e va nella direzione anche di sostegno e supporto a chi ha delle caratteristiche ben particolari e ben specifici. Come ha sottolineato il direttore generale della ULSS 3 Serenissima, Giuseppe Dalben, i due nuovi mezzi consentiranno di mantenere l'attuale parco di 7 idroambulanze, dismettendo così le due più vecchie. Considerevole l'impegno dei soccorsi in laguna. Nel 2017, delle circa 81.000 missioni di soccorso effettuate dall'ULSS 3, oltre 22.000 si sono svolte via acqua, tra Venezia, Lido e il Cavallino.
Per Venezia chiediamo che i progetti in corso da decenni vedano finalmente la luce, qualcosa di dovuto a Venezia e ai veneziani. Auspichiamo che la città sia amata, incominciando a rispettarne la fragilità sempre più tangibile, innanzitutto ai nuovi e anche drammatici cambiamenti climatici. È uno dei passaggi del messaggio di augurio per il 2019 del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Se Venezia vuole continuare ad essere città, ossia polis, comunità viva, ha continuato il prelato, deve compiere scelte anche coraggiose proponendo un suo modello, il modello Venezia, che si ponga per la relazione virtuosa tra residenzialità, turismo e tipi di presenze per periodi più prolungati per motivi di lavoro e allo stesso tempo in grado di valorizzare e rispettare il suo territorio splendido, fragile e unico. E proprio Venezia è stata scelta dalla famosissima star cantante italo-americana Lady Gaga per il matrimonio. Si sposerà insieme al suo compagno Christian Carino il prossimo anno nella città lagunare. La pop star si è innamorata di Venezia dopo aver presenziato alla mostra del cinema e già si parla del matrimonio del decennio, così da lei stessa definito, visto anche il budget messo a disposizione, ben 5 milioni di dollari. Il suo vestito da sposa sarà disegnato dalla sua cara amica Donatella Versace. Tra gli invitati spiccano i nomi di Bradley Cooper, Stevie Wonder, Justin Bieber, Taylor Swift, John Legend e Miley Cyrus, solo per citarne alcuni. Tutte le star presenti all'evento viaggeranno con dei jet privati forniti dagli sposi. Durante la cerimonia Elton John con la sua voce accompagnerà l'evento. Dunque, dopo il matrimonio di George Clooney, un'altra star che sceglie Venezia per le sue nozze. E adesso una bella notizia dei matrimoni alle nascite con il record di neonati all'ospedale all'Angelo di Mestre. Santa baby, slip the sable under the tree for me. Being an awful good girl, Santa baby, and hurry down the tree. Buongiorno signora, buongiorno. Congratulazioni da parte di tutti noi della pediatria, del Dipartimento Materno-Infantile, dell'ostetricia e della ginecologia, a voi e alla vostra famiglia. Grazie mille anche a voi. È nata ed è già la bimba dei record. Ve la presentiamo, lei è Maria, Mariam, la 2000ª vita che ha visto la luce qui all'ospedale all'Angelo. La piccola pesa poco più di 2,5 kg e gode di ottima salute insieme alla giovane mamma 21enne Maisha, di nazionalità bengalese come il marito di 32 anni, che nell'assistere alla nascita della sua primogenita ha pianto di gioia. Adesso è tranquilla, sente tutto quanto. Siamo felici qua e tutto quanto. E soprattutto felici di dove c'è i buoni dottori. E con Maria ecco il piccolo Elia, 3,15 kg, nato subito dopo. Con lui l'ospedale di Mestre ha aperto il traguardo delle 3.000 nascite per la gioia del papà Giovanni Capostagno e naturalmente della mamma, ostetrica nella stessa struttura. Ho partorito stanotte, è andato tutto bene, un po' sapevo quello che mi aspettava perché lavorando qua insomma so. Però è stata comunque un'emozione fortissima, è una cosa indescrivibile, siamo proprio felici. L'ospedale dell'Angelo è tra i poli d'eccellenza nella sanità veneta, con l'importante reparto di terapia intensiva neonatale. E poi entriamo in gioco noi, che se possibile conosciamo le mamme anche prima della nascita, accogliamo i bambini e un lavoro preziosissimo lo fanno le infermiere e le puericultrici del nido, che le accompagnano insieme all'altro personale all'allattare il proprio bambino e a diventare mamme, soprattutto le mamme che lo sono per la prima volta. E subito dopo le nostre interviste sono nati altri bimbi. Siamo già al 2005, ci rende molto soddisfatti di questo risultato, che è un risultato di una crescita che l'ospedale all'Angelo sta facendo soprattutto in questi ultimi anni. Questo è chiaramente motivo di soddisfazione per me, ma soprattutto motivo di soddisfazione che voglio assolutamente condividere con i miei collaboratori. Una
una notizia di cronaca, oltre 200 controlli con 45 ispezioni e l'accertamento di 24 illeciti amministrativi e 15 sequestri sono il risultato di una vasta operazione di vigilanza sulla pesca e la commercializzazione dei prodotti ittici effettuata dalla Guardia Costiera in Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. L'indagine, denominata confine illegale, ha portato anche alla chiusura di 2 esercizi commerciali, un ristorante di Jesolo anche per gravi condizioni igienico-sanitarie dei locali e un ristorante etnico giapponese nel Pordenonese. Complessivamente è stata sequestrata oltre 1 tonnellata di prodotti ittici e comminate sanzioni per 75.000 euro. Prima della pausa pubblicitaria vi ricordiamo l'appuntamento per il 31 dicembre a partire dalle 21:15, subito dopo il discorso del Capo dello Stato Mattarella. Su Antenna 3 andrà in onda il messaggio di fine anno del governatore Luca Zaia. Sarà l'occasione, ci aveva anticipato il Presidente del Veneto, per ringraziare i veneti per la vicinanza e anche per le critiche che sono sempre utili, ha detto Zaia. Ci sarà poi l'occasione per fare un bilancio di questo 2018 che ha visto la Regione impegnata su vari fronti, nell'iter per l'autonomia ma anche nei diversi interventi per il maltempo di fine ottobre, e per tracciare quelle che saranno le linee che caratterizzeranno il 2019 ormai alle porte. Ci fermiamo adesso per pochissimi istanti di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta con degli aggiornamenti sui disagi vissuti all'aeroporto Marco Polo di Venezia a causa della nebbia e del malfunzionamento di un radar di terra, perché l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile interviene sul malfunzionamento annunciando che nei prossimi giorni convocherà l'ENAV, gestore della navigazione aerea nazionale, per analizzare le cause che hanno provocato il guasto, nonché per una valutazione dei tempi di ripristino della funzionalità tecnica dei sistemi. L'incontro sarà programmato per i primi giorni di gennaio. L'ENAC, prosegue la nota, ha continuato a monitorare la situazione sia per gli aspetti tecnici del malfunzionamento del radar, sia per gli aspetti di assistenza, informazione e riprotezione dei passeggeri coinvolti nei disservizi, proprio in un periodo di grande traffico legato alle festività di fine anno e inizio anno. E adesso andiamo ai confini tra la provincia di Venezia e Treviso, a Mogliano, per vedere le immagini di quella che è stata denominata la Casa del Natale. Luci, lucine, alberi di Natale, tantissimi addobbi. Nulla è lasciato al caso, ogni minima cosa è pensata. Questo è il Natale. A Mogliano tutti attendono con trepidazione la casa della signora Paola, che d'incanto si illumina lasciando a bocca aperta grandi e piccini. Amiamo Natale. Natale è la più bella festa dell'anno, e dopo, avendo visto all'estero diversi modi di allestire queste case, ci è rimasto la voglia di farlo anche noi, e piano piano, un po' alla volta, qualcosa di più abbiamo fatto, e questo è il risultato. Un lavoro certosino che Paolo inizia assieme al compagno almeno una decina di giorni prima. Alberi, finestre, il tetto, il giardino, ma anche l'interno della casa, tutto diventa magico. E ancora prima che incominciamo a novembre, incominciano a passare e dire: allora, quando cominciate, quando fate, perché fate quest'anno? Sì, tranquilli. E dopo il bello è perché ci sono i bambini che vengono, i bambini, si incanta. Anche a San Fior una casa viene addobbata con cura, e Paola è andata a vederla. È diversa perché è molto più ricca di luci, molto più piena di tutto, che non sai dove appoggiare gli occhi. Noi ci accontentiamo di questo. Alcuni addobbi li ha portati tanti anni fa dagli Stati Uniti, dove aveva vissuto per qualche tempo. Il Natale, e anche questo, ci dice, ricordi indelebili. Adesso, quando toglierò tutto, mi farà una gran tristezza. Presto le luci si spegneranno, ma la magia che ha lasciato negli occhi dei bimbi rimarrà.
E a proposito di festeggiamenti, anche per il Capodanno messi in campo diverse misure antiterrorismo, botti vietati, e quest'anno, dopo quanto accaduto nella discoteca di Corinaldo, spray al peperoncino sorvegliato speciale per il veglione. In tutte le grandi città e non solo sono state predisposte ordinanze per prevenire incidenti e far sì che i festeggiamenti si svolgano in sicurezza. Bomboletta al peperoncino al bando anche a Venezia, dove l'ordinanza del comune vieta anche il consumo di bevande in contenitori di vetro. Il divieto varrà in tutti i luoghi dove si svolgeranno gli spettacoli la notte del 31 dicembre a partire da Piazza San Marco. Per i trasgressori multe da 25 a 500 euro. E in tema di clima natalizio è il momento della nostra rubrica dedicata ai presepi, con quello della chiesa di Salzano, allestito dai volontari del paese: Claudio Giordano, Maurizio Convento, Luca Salvalaio, Sandro Ghiotto e Tiziano Zamengo. Con le notizie da Venezia e provincia ci fermiamo qui, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata e buon fine settimana. Ben ritrovati al meteo. Il tempo sarà sostanzialmente stabile sulle nostre regioni. Nel dettaglio, sul Veneto al mattino avremo nubi basse, foschie e locali nebbie sulle pianure, specie su quelle sud-occidentali, spesso fitte e anche persistenti per tutto l'arco della giornata. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Sarà più soleggiato sui restanti settori. Temperature minime tra -1 e 2 gradi. Valori massimi compresi invece tra 6 e 7 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, con il cielo che si presenterà a tratti grigio a causa della presenza di nebbie, specie al mattino, sui settori montuosi, ma in rapido dissolvimento. Sarà decisamente più soleggiato invece altrove, con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra -1 e 1 grado. Valori massimi oscillanti invece tra 6 e 8 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Qualche nebbia potrà riguardare al mattino le vallate alpine meridionali, ma si dissolverà presto. Sul resto della regione invece sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi. Temperature minime tra -4 e 4 gradi. Le massime invece oscilleranno tra gli 11 e i 12 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.